Storia di un Chianut di Gianna Nobile e Elena Chiandussi. Editori Aviani e Aviani. Storie di un Chianut. Il Chianut. Aliera une volte un Chianut di non Dingo. Aliere tanninin cul suo music dolce, cul suo pel lung, un po' ricciot e maronit. Tal palar. Di picciul, Dingo aliere sta tan timpa d'alescun Artù, un chian grand e neri, bon come il pan. Artù aliere il suo ami di giocs, con lui e con la sua paronsine Adele alleve aggiuata al palar. Alevin in un biel splac là che il riul si slarghiave, formando un picciullat. Lì l'aghe eiere calme e di color smerald, parvie che si spielavin in un biel misclic, il gris de crete e il vert dai pec. Culi si sentivin i sals di aghe che sbrumavin plui su. In principi Dingo aveva pore di buttarsi tal palar, ma da spo di un pochis di volti sviodint Artù che sguaccarave content dal miec de aghe al provà anche lui. C'è biel, c'è divertiment sclipigna con Artù, non sares plui vignut fur. Dingo e la sua paroncine. Dingo aliere Matteo, ma anche tanto ubbidiente. La sua paroncine lo aveva tirat su un evore ben. Quanche glielo portava attorno, il coventave metti il sguincial, parvie che lui per strade al stave sempre d'ogni di je. Se alevin attorno ai parks, ai chiams, o se aggiuavin dal cortil, lui al faseve li so scorsuti sdut content. Ma quanche glielo clamave, lui al tornave d'ogni. Bon, no proprio subit. Salveve sentito un odor che lo sticciave, o salveve chiatato un altro chianut di nasicà. Par cognossisi e par giù alto, chiave lassassi un po' di tempo in plui. Ma la seconda volta che la sua paroncina lo clamave, lui subit i correve d'ogni. La buinore. Al dormive sempre te chiamarute con ie a buinore. Par sveale, i deve une le cadute sulla muse. Aliere proprio tan ninin e la frutta i voleve tan ben e lo portava sempre con sé. Une robe che non aveva di succedi. Une di stat, Dingo, che aliere tan curios paio d'ors, aveva chiatato un colombo che steve mal e che aliere lata platassi so di un baraccio in som dal cortil. Lo aveva nasato e gli aveva dato le cadute per cognossilu o forse per saludalu. Ma che le cadute gli costa chiare. Dingo aveva scominciato a non voler più né mangiare né bevi e al restava tutto scuniti in chiesa sul cuscino. Si capiva che aveva mal di panze. Il veterinari. Adele e la sua famiglia deciderono di chiamare il veterinari che viodè che il Chianut al steve malon. Menanti il chiafa al tira fuori un estiatolute e ordisè. Queste è una medicina un evore forte che podares falu guarì. Bisogna stai sempre d'ogni e dai di bevi une gotute per volte, magari con un biberon. Alla di bevi anche tante aghe. Mi raccomandi, alla è importante. O fasarai dal sicurce che mi ha detto, signor dottor. E rispondè Adele plene di speranze. O voi subito a chioli il biberon di mesur, che non lo do per plui. La cura di Dingo. E così aveva fatto la frutta. Per 2 dis Dingo aveva stato sempre male. Dignotto al dormiva un po', poi si sveava e al uacave, al someave che al vaista anche un frutto. Poi al tornava a indormidisi, al someave che al ridesse. Forse si insumiava dai giocs, dal palar. Un biel final. La terza giornata sotto sera Dingo si indormidì e via Pegnot non si dismuove mai. Anche Adele, d'ogni di lui, plancut, si indormidì. Tal domani a buinore une le cadute dolce dal picciul Dingo le svea e dopo di che di, al fo sempre così.